ma fino ad oggi vedo molte resistenze e al momento vedo soltanto, ma questo lo dicono anche gli studiosi, la prospettiva di un mero decentramento amministrativo che per carità può sempre essere utile in un paese complicato come l'Italia, ma l'autonomia legislativa di cui sto parlando io, soprattutto per il segmento 0-6 anni dell'infanzia, è uno scalino decisamente più su di quello che si sta cucinando in questo momento a Roma. La speranza è l'ultima a morire, sostiene Simonetta Rubinato, ma a 2000 giorni dal referendum per l'autonomia del Veneto, la riforma è ancora ad un livello procedurale e soprattutto lontana da quella autonomia legislativa di cui avrebbe bisogno la Regione. Avvocato civilista, 2 mandati da sindaco di Roncade, senatrice con l'Ulivo e deputata col Partito Democratico, Rubinato è oggi presidente provinciale della FISM di Treviso, la Federazione Italiana Scuole Materne, un settore che necessiterebbe dell'autonomia. In Veneto il 64% dei bambini frequenta la scuola dell'infanzia paritaria, nelle Marche il 13%. Non possiamo vestire con la stessa taglia 2 realtà così diverse. Quindi abbiamo bisogno non solo di un aumento delle risorse adeguato, che oggi non è, per garantire parità alle famiglie che accedono alle nostre scuole, ma abbiamo anche bisogno di un diverso vestito normativo. Per le scuole paritarie è un momento difficile. L'inflazione, l'aumento dei costi energetici e il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti hanno determinato un aumento dei costi del 30%. Lo Stato investe in un bambino della scuola paritaria 1/10 di quello che mette nelle scuole dell'infanzia statale, o aumentano i contributi pubblici o si rischia di dover aumentare le rette. Deve essere data parità di accesso alle medesime condizioni a tutte le famiglie, il che significa che le famiglie che iscrivono un bambino alla scuola dell'infanzia paritaria devono poter farlo alle stesse condizioni economiche con le quali si iscrive un bambino alla scuola dell'infanzia statale. Noi attendiamo questa risposta. L'attuale governo ha dato un'indicazione che fa sperare in questa direzione, vedremo alla prova dei fatti.